Mario, procederei alla registrazione. Le lascio la parola, la ringrazio anche per la disponibilità. Il nostro format prevede che ci siano 40-45 minuti appunto di intervento e poi magari un quarto d'ora, 20 minuti di approfondimenti e domande. Le lascio la parola e grazie a tutti per la partecipazione. Buongiorno a tutti. Io sono Serena Zennari, insomma la presentazione è già stata fatta e condivido con voi, se siete d'accordo, appunto delle slide che ho preparato per questo intervento. Vediamo se parte il tutto. Ecco qua. Vedete? Si vedono? Perfetto. Sì, si vede. Allora, come diceva il dottor Vercesi, insomma io faccio parte dell'equipe dell'Antennina, che è una comunità educativa riabilitativa da ormai 5 anni, con un passato anche da tirocinante, quindi insomma i giorni aumentano sempre più. Ho scelto di fare un intervento su questo tema, cioè l'ambiente comunità, perché un po' per attitudini personali, ma fin da quando appunto ho cominciato questo lavoro, in generale mi sono ritrovata spesso a prendermi cura proprio dell'ambiente, inteso come oltre alle cose ordinarie, fare lavatrici, chiaramente mettere a posto, ma in primo luogo a creare un ambiente sano e regolato e soprattutto ordinato il più possibile, che in comunità è molto difficile, per cercare di dare ad ognuno il proprio posto. Ed è un po' da qui che è partito anche il sottotitolo, cioè come il prendersi cura del luogo dà ad ognuno il proprio posto. Ecco. In generale il tipo di ambiente in cui viviamo è abbastanza fondamentale appunto per condurre una vita sana e di una certa qualità. Quindi ognuno di noi vive in un luogo che ci si auspica, insomma, si è scelto, che possa essere una casa, un appartamento, una stanza, qualunque esso sia, sulla base di ciò che gli piace, dei suoi interessi, della propria personalità, delle esigenze lavorative, in base appunto anche alla disposizione spaziale, vicino al lavoro, lontano dal lavoro, eccetera. E mi sono chiesta appunto cosa succede se invece si fosse costretti appunto a vivere in un posto che non è il proprio, cioè in un posto appunto che non è casa propria. Che è un po', diciamo, la storia dei nostri utenti, nel senso che i nostri utenti, chiaramente nella migliore delle ipotesi, ecco, sono stati allontanati da casa perché quella casa non era in condizioni di essere uno spazio adatto a farli crescere, con delle persone che potessero prendersi cura di loro, proprio appunto le stesse persone che dovrebbero essere, diciamo, proprio i responsabili del loro sviluppo. E talvolta appunto a casa di familiari, ma non solo, anche perché l'ambiente stesso non era adeguato, magari non aveva neanche la stanza per il suddetto ragazzo, piuttosto che non era in condizioni igieniche minime per poter garantire appunto anche igiene e quant'altro. E quindi come operatori, come responsabili poi della crescita di questi ragazzi, il nostro compito, prima di tutto, secondo me, è quello di creargli un ambiente accogliente, in cui possono avere degli spazi dedicati a loro, non solo chiaramente una camera, ma anche degli spazi comuni, quindi un posto a tavola, un posto per giocare, un bagno insieme alle loro cose, una scatola con i loro oggetti, insomma, in base poi ovviamente alla gravità e al tipo di comunità di cui si parla, però almeno per noi è così. Quindi l'obiettivo è un po' quello di creare un luogo che possa essere simbolico e concreto, in cui possano essere dei soggetti che anche attraverso l'ambiente riescano a scoprirsi, proprio perché questo ambiente è sicuro e personalizzato. Partiamo quindi dall'inizio, cioè che cos'è l'ambiente?
L'ambiente è una parola che proviene dal latino ambiens, che significa tutto ciò che ci sta intorno. In vari vocabolari e enciclopedie non viene inteso solo come qualcosa di fisico e concreto, ma anche a livello culturale, sociale e relazionale. Quindi l'ambiente, in particolare per un bambino o un ragazzino, è uno dei più rilevanti fattori evolutivi nella sua crescita. A partire, insomma, do due piccole nozioni teoriche cercando insomma di non annoiarvi troppo, partendo proprio dal padre insomma della psicologia, cioè Freud, che anch'egli diciamo si è dovuto convertire a interiorizzare l'ambiente all'interno della sua teoria, mentre inizialmente non era andata così, nel senso che all'inizio appunto lo stesso Freud si era concentrato solo sulla psiche umana, non tenendo in considerazione che essa andava poi a interagire insieme al suo ambiente circostante. Invece successivamente ha dovuto integrare non solo l'ambiente vicino all'individuo e quello alla sua crescita, quindi la mamma, o insomma la figura genitoriale in quel caso, ma anche la società e quindi l'ambiente in cui un individuo vive e si muove. Un altro autore davvero che si è molto preso a cuore il tema dell'ambiente è sicuramente Winnicott, che è un pediatra e uno psicanalista, il quale appunto esordisce attraverso questa frase che ritengo esplicativa, in cui appunto cita: non c'è una cosa che si può chiamare un bambino, nel senso che se volete descrivere un bambino, vi troverete a descrivere un bambino con qualcuno. Un bambino non può esistere da solo, ma è essenzialmente parte di un rapporto. Successivamente nella sua teorizzazione Winnicott sottolinea proprio come un bambino non può, essendo in dipendenza assoluta dalla madre o dal adulto vicino a lui, non può essere descritto senza descrivere il suo ambiente circostante. Uno dei concetti chiave di cui, che mette molto a fuoco questo discorso è proprio la preoccupazione materna primaria, in cui Winnicott sottolinea come la madre non debba solamente identificarsi con i bisogni del bambino, ma debba anche rendere l'ambiente adatto a contenerlo e a regolarlo in modo che possa avere uno sviluppo sano e un'integrazione del sé coerente. Nel momento in cui questa madre, che nel caso precedente è chiamata sufficientemente buona, non ha queste qualità per varie motivazioni, ogni caso ovviamente è diverso, gli insuccessi dell'ambiente portano il bambino, secondo Winnicott, a crearsi un falso sé, cioè non un sé integrato, che poi può portare a diversi tipi di patologie o disturbi o sintomi, insomma, che poi si sviluppano nel tempo. E quindi è la mamma quella che deve fare in modo che l'ambiente sia prevedibile fino a che il bambino non sia in grado di gestire i fallimenti ambientali. Ed è infatti con il termine scudo protettivo che continua a sottolineare il fatto che sia la madre che deve organizzare l'ambiente affinché il bambino cresca in modo sano. Insomma, mi sono chiesta, rispetto all'epoca in cui vivevano Freud e Winnicott, le cose sono un po' cambiate oggigiorno. Quali sono gli accorgimenti che ci possono essere in una casa nel momento in cui arriva un bimbo, che sia un neonato o un bambino un po' più grande? Penso che in commercio ci siano veramente tantissimi oggetti, accessori, no? Dalle cose più piccole, cioè per i bambini più piccoli, quindi un sacco di culle, di lettini, di passeggini diversi, intanto che a volte si fa addirittura fatica a scegliere, fino a poi a seguirlo nel suo sviluppo, quindi quando diventa un po' più grande i paraspigoli per i mobili, così non va a sbattere, non si fa male, magari le coppie corrente le prese le correnti, insomma ci sono tantissimi accorgimenti. Allora, anche noi come ambiente di comunità potremmo trovare o cercare insomma di trovare quali sono gli accorgimenti che possono essere proprio utili per creare un ambiente accogliente.
Secondo me è importante partire dal concetto che quando arriva un ragazzino, un utente, insomma, in comunità, è stato appunto tolto dal suo ambiente che lui chiamava casa, la casa con le persone che lo dovevano essere in grado di crescerlo, e questo è un fattore importante per da tenere in considerazione, nel senso che lui sta in ogni caso a modo suo facendo un lutto di quello che era di quello che è quell'ambiente, e che mette, cioè lo spostamento in comunità mette proprio a nudo il fatto che l'ambiente familiare non è in grado di accoglierlo. E quindi il nostro primo scopo è quello di creare questo ambiente che non vuole sostituirsi assolutamente alla casa dell'ospite, ma vuole essere pronto a accoglierlo, sia a livello strutturale che simbolico. Strutturale intendo con appunto creargli una stanza più adatta possibile alle sue esigenze in base alla sua gravità, nel senso che per esempio noi ci siamo ritrovati talvolta a dover mettere determinati armadi rivolti per terra rispetto che in verticale, proprio perché c'era la possibilità che buttasse giù l'armadio e si facesse male, ma anche a livello di luoghi comuni e di condivisione, che devono essere i luoghi stessi adatti alle attività che si possono pensare da fare con l'utenza. Per esempio, in particolare noi abbiamo una stanza che si chiama musica, in cui appunto ci sono gli strumenti musicali, banalmente una stanza psicomotricità in cui si cerca di fare delle attività con materassi, insomma a livello proprio fisico, e quindi ogni ambiente, ogni stanza viene strutturata in modo che sia pronta e accogliente. Dal punto di vista simbolico, la comunità ha, diciamo, la responsabilità di avere un'equipe che possa essere formata e pronta ad accogliere l'ospite e che si possa adattare alle sue esigenze, preservando dentro se stesso, come ognuno di noi come operatori, ma anche proprio all'interno dell'equipe, un posto speciale per ogni utente. E questa è, diciamo, più la parte simbolica. Su queste basi un po' teoriche, un po' prodotte dall'esperienza, quali possono essere quindi il nostro lavoro nel creare un ambiente sano, regolato e accogliente? Perché non è così facile, credo, come si può magari pensare all'inizio. L'ambiente dovrebbe avere delle specifiche caratteristiche. Allora, di sicuro essere uno spazio fisico certo. Con certo intendo che abbia il minimo indispensabile, quindi chiaramente, per esempio, camera, bagno, cucina, insomma, gli ambienti minimi a livello proprio strutturale, che possa essere fonte di stimoli e che quindi attraverso l'equipe, ma anche appunto le stanze stesse, possono dare degli stimoli diversi ai nostri ragazzi per poter scoprire cose nuove che magari appunto nell'ambiente carente sia dal punto di vista fisico che affettivo non aveva mai scoperto. Essere inteso un posto sicuro, non solo a livello di sicurezza ambientale, ma proprio un posto in cui ogni persona sia lì per proteggerli da cose, persone che possono essere persecutorie, perché sappiamo che appunto nella gravità, insomma, la paranoia è anche un elemento da tenere in considerazione spesso, e che sia sano e regolato, cioè che abbia delle regole, perché ogni ambiente per far crescere, insomma, per essere utile allo sviluppo di un ragazzino, un bambino, deve avere delle regole, ma che queste regole non siano ferree o non modificabili, nel senso che sono regole di base a cui si possono creare delle eccezioni ad hoc. Infatti è importante che sia adatto e adattabile alle loro esigenze particolari, il più possibile caso per caso. La mia esperienza all'Antenina mi ha portato negli anni a vedere moltissime modifiche dell'ambiente comunità.
Recentemente, un anno fa quasi, abbiamo cambiato il numero degli utenti, per esempio, e abbiamo dovuto trasformare tutto quello che era la zona giorno e la zona notte. E questo ha comportato un effettivo spostamento di oggetti, di stanze, di orari, insomma, affinché questo spostamento ambientale, che era dovuto da insomma, faccende che assolutamente non riguardavano gli utenti, potesse essere il meno faticoso possibile per loro e per noi, per aiutarli, insomma, nel loro percorso. Quindi c'è proprio la volontà di modificare lo spazio e l'ambiente sulla base delle esigenze anche dell'utente stesso. Per cui ci sono state delle modifiche anche solo per un ragazzino. Tutto questo può essere possibile solo se l'ambiente è sicuramente confortevole e docile e solo se viene pensato da tutta un'equipe per la presa in cura del ragazzo. Questa è una vignetta simpatica che ho messo proprio in cui si dice la terapia appunto funziona meglio in un ambiente sicuro come la casa sull'albero. Quello è un classico esempio, insomma, che può essere l'ambiente più sicuro del mondo per un bambino piccolo che va a giocare e che lo ritiene il suo rifugio segreto, ma per esempio che si modifica nel tempo, perché una persona adulta come raffigurata in quella foto forse non si sente nel posto più sicuro sapendo di essere sopra un albero con il legno che scricchiola, spostati dal vento. Insomma, l'ambiente cambia anche in base allo sviluppo e alle fasi della vita. Quindi non può essere sempre lo stesso ambiente. Ho identificato 3 livelli di presa in cura dell'ambiente. Un livello istituzionale, un livello dei dipendenti e un livello degli utenti. È un po' una suddivisione che mi è venuta proprio vedendo un po' e partecipando alle attività in comunità, e sono partita dal livello istituzionale, nel senso che intendo tutti coloro che hanno in gestione, proprietari, insomma tutti coloro che hanno in gestione poi le comunità, che possono essere aziende, cooperative, enti, non importa. Il punto è che la presa in cura dell'ambiente viene dall'alto, cioè è il primo livello, che deve provvedere sicuramente agli spazi fisici e chiaramente ai dipendenti con gli stipendi, assicurazioni, i mezzi di trasporto, eccetera, ma anche che in ogni caso dovrebbe far forse passare bene anche l'investimento che si vuole, no, apportare a queste comunità e a credere al lavoro che viene svolto. E con questo intendo come un provvedere a un di più, che può essere in base alla comunità e al tipo di utenza, non lo so, per esempio una rete sociale che colleghi la comunità al mondo, perché spesso le comunità sono isolate, no, dal mondo circostante, o delle attività che coinvolgano gli utenti e che quindi li facciano sentire parte di un tutto, e ascoltare necessità di ospiti e operatori in qualsivoglia modo, ma insomma intanto partire da quello. Tutto ciò in un'ottica chiaramente di coinvolgimento, di impegno e di cura verso l'utenza. Questo livello scende un po', i suoi effetti da questo primo livello scendono un po' a cascata negli altri 2, nel senso che nel momento in cui un dipendente sente che colui che lo paga, insomma il suo datore di lavoro, ha in gestione la comunità e ci crede, ci investe, avrà anche una maggiore motivazione nel prendersi cura della struttura e nell'andare semplicemente a lavorare, nel senso che la motivazione nel stare a contatto con i nostri ragazzi dovrebbe essere molto forte, proprio perché l'utenza è complessa da gestire. E questo permette ai dipendenti di sentirsi parte di un ingranaggio che tutti insieme appunto si mette in moto proprio per il bene di comunità. Di sicuro uno dei compiti principali è a partire dagli addetti alle pulizie, agli operatori, coordinatori, direttori clinici, insomma tutti quelli che hanno a che
hanno a che fare in modo stretto con gli ospiti è di prendersi cura della struttura, abbellire le stanze, renderle funzionali. E questo trasmette la cura dell'ambiente, sicuramente, ma soprattutto trasmette la cura per il posto, il singolo posto pensato ad hoc per ogni ragazzo. Una frase che una volta mi è stata rivolta da una ragazza e che ospite insomma in comunità e che mi ha permesso molto di riflettere su questo è stata proprio noi qui ci viviamo, tu alla fine del turno vai a casa, no, e trovi casa tua. Questo ha sottolineato almeno in me l'importanza che il lavoro d'equipe sia continuativo e che si sussegua in modo abbastanza fluido, turno per turno, dalle lavatrici e quindi no, l'importanza di prendersi cura dei loro indumenti alle attività e le questioni che per loro sono fondamentali e che quindi è importante che non si perdano nonostante appunto non sia prettamente casa nostra. Tutte queste cure, questi pensieri, insomma questa dedizione si riflette sicuramente negli utenti. La prima cosa quando c'è un inserimento è ancora prima che arrivi l'utente cercare di costruirgli il suo posto, un posto speciale. E questo sicuramente parte dal prendersi cura insomma dei loro oggetti a cui loro sono legati, perché alla fine sono quelli che si portano da casa alla comunità, quindi sono quelli che in qualche modo gli creano quasi una continuità tra un posto e l'altro. A partire appunto dalla cura dei vestiti all'oggetto, al videogioco, perché adesso insomma si parla la maggior parte di quello, o oggetti un po' più bambole, peluche, quello che è, parte tutto dalla presa in cura degli oggetti, dal creargli un posto e più noi diamo attenzione ai loro oggetti, più di riflesso anche loro si sentono speciali. Molto importante per quanto riguarda gli utenti è cercare di passare attraverso di noi insomma la cura della pulizia e dell'igiene. Spesso non hanno proprio una propensione a lavarsi piuttosto che essere appunto a prendersi cura di se stessi per varie motivazioni personali e quindi il fatto di trovargli un tempo in cui possono farlo, dei prodotti particolari scelti magari da loro, il profumo del bagnoschiuma piuttosto che del deodorante, gli può portare di riflesso appunto una maggiore propensione forse verso l'igiene e verso la cura di sé. Questo vale anche per la pulizia, cioè il fatto che noi operatori in qualche modo dedichiamo del tempo della vita in comunità a pulire gli ambienti, non lo so, dopo pranzo, dopo cena, pulire i piatti, insomma è tempo che viene sottratto sicuramente all'utenza, ma che allo stesso tempo passa a loro l'idea che è importante anche prendersi cura dell'ambiente in cui vivono, perché comunque sarà quello in cui mangeranno domani e i piatti che utilizzeranno domani, che è importante che siano puliti perché ne hanno diritto, insomma. Questo sarebbe appunto a volte accade anche che ci si può fare aiutare dagli utenti stessi a pulire, alcuni sono più predisposti, altri meno. Non si pretende sicuramente che lo facciano in autonomia, nel senso che sono sempre degli adolescenti, però è sicuramente un fattore importante per stimolare l'autonomia loro, la presa in cura di se stessi, dei propri oggetti e chissà magari per immergersi in quello che forse un giorno sarà il loro futuro lontano dalla comunità, si spera appunto in ambienti migliori rispetto a questi. Tutto questo, tutti questi livelli sono come una macchina fatta di tanti ingranaggi che permette quindi all'ospite di sentirsi accolto in un ambiente concretamente e anche simbolicamente adatto a lui
ed è una direzione di cura che poi sarà la base del suo percorso in comunità. Ho voluto portare un caso clinico che secondo me è molto esplicativo rispetto a questo discorso, insomma, a questi temi che abbiamo trattato prima, che è il caso di Ugo. Come prendersi cura del suo ambiente sia servito a riportarlo alla vita. Ugo è arrivato da noi con una farmacoterapia molto alta e anestetizzato rispetto sia a se stesso che all'ambiente. Passava la maggior parte del tempo a letto o comunque incapace di poter scegliere per se stesso e di affrontare ciò che aveva di fronte, anche che poteva essere anche una cosa molto semplice come scegliere cosa mangiare piuttosto che altre cose. Lui ha avuto un passato di un ambiente violento, la ripercussione sono stati dei sintomi molto forti che si sono sviluppati dopo i 12 anni, mentre prima apparentemente sembrava un ragazzino normale che giocava a calcio, andava a scuola. E questi sintomi da quel momento in poi lo hanno completamente paralizzato, nel senso che tutto il suo ambiente, qualsiasi fosse, era terrificante. Aveva paura dello sporco, del fango, delle feci, dello zucchero, del sale, dei vetri, quindi ogni cosa che pensiamo ai vetri, insomma in ogni luogo in cui andiamo c'è uno specchio, ci sono delle finestre, una porta magari finestre, insomma ogni posto, ogni oggetto poteva essere per lui destabilizzante. Inizialmente ovviamente abbiamo cercato di scalare i farmaci giusto per entrare in contatto con il vero Ugo e quindi capire chi fosse e anche con la consapevolezza che saremmo entrati in contatto ancora di più con i suoi sintomi, con il suo male e la sua sofferenza e affinché lui potesse sentirsi accolto in questa sofferenza abbiamo modificato l'ambiente a lui circostante. Quindi ogni qualvolta lui aveva paura di sentirsi sporco, pulivamo, controllavamo il bagno magari prima che lui ci andasse. Gli abbiamo costruito dei percorsi preferenziali lontano da utenti o oggetti che lo spaventassero. E anche in ambienti comuni come la cucina avevamo messo in pratica tutta una serie di accorgimenti perché appunto sale, zucco, barattoli, insomma era tutto pericoloso. Diciamo che attraverso questi accorgimenti, questa modalità insomma di procedere, Ugo si è sempre sentito sempre più appoggiato da noi, accolto nel suo essere Ugo, senza dover essere qualcuno di diverso e ha avuto sempre più la sensazione di poter avere anche un controllo sull'ambiente circostante, proprio perché quell'ambiente, come diceva Winnicott, era diventato prevedibile. E in questo è stato, come dire, l'inizio, diciamo la base, che ha permesso a lui poi dopo di implicarsi nel suo percorso, di trovare insieme all'equipe chiaramente una strada che fosse meno legata alle cose concrete dell'ambiente ma più simbolica e quindi è riuscito a parlarci anche dei suoi interessi come la musica che comunque era un forte legame col suo stato d'animo, dei film, delle fantozzi e quant'altro insomma, che lo appassionavano e del calcio che è sempre stata la sua passione ma che lui appunto la vedeva così lontana perché ormai non riusciva neanche più a alzarsi dal letto da solo, figurarsi di ritornare a giocare a calcio come faceva prima. E, insomma è stato chiaramente non è che la presa in cura dell'ambiente abbia fatto tutta la fatica, cioè tutto il percorso non si basa su quello, però è stato l'inizio, è stato quello che gli ha permesso di uscire un po' da quella gabbia che aveva quando è arrivato. Adesso è tornato a vivere, addirittura è riuscito quest'anno a tornare a scuola e quindi il suo ambiente è diventato non più terrificante ma proprio fonte di stimoli e progressi, gli piace studiare, adesso riesce ad andare al campetto a giocare, insomma si è completamente trasformato.
Ecco, spesso nel tempo, nei cambi dell'utenza, insomma, mi è capitato di assistere a delle crisi molto forti causate proprio dal disordine, dalla mancata consegna da parte nostra su questioni che per loro erano fondamentali, dalla mancata prontezza di avere dei materiali a portata di mano quando servivano. E mi sono interrogata molto su quanto un ambiente quindi regolato e accorto possa davvero cambiare le sorti di un caso. Cioè, come quanto a Ugo, se Ugo avesse avuto un ambiente sregolato o in disordine o non avessimo attuato delle modifiche su quell'ambiente per lui, se fosse adesso appunto a scuola. E quindi sta un po' anche a noi prenderci la responsabilità non solo degli interventi clinici, ma anche della presa in carico di tutto ciò che riguarda il ragazzo, compreso il suo ambiente. E talvolta, in alcuni frangenti, l'intervento clinico migliore è proprio quello di fare ordine, di tenere compatto il soggetto attraverso i suoi oggetti, quando evidentemente è esageratamente frammentato per poterlo fare da solo. Quindi prendersi cura dell'ambiente a volte può sembrare superfluo, nel senso che in una comunità mi rendo conto che quando all'inizio si arriva ci sono talmente tante cose da fare, tante cose da ricordare, tante cose speciali per ogni ragazzo, tanti accorgimenti che è difficile pensare a mettere in ordine piuttosto che, ma può essere davvero una chiave di volta che permette a tutti, quindi sia all'equipe che agli utenti, di stare meglio e di vivere o lavorare in un ambiente anche da un certo punto di vista efficiente per quello che serve a noi. Ecco. Anche perché si dice, appunto, come l'immagine qua vi può suggerire, tanti dicono che mettere ordine fuori da sé è, diciamo, il primo passo per trovare una serenità e un ordine anche dentro di sé. Non che questo possa essere solo questo che serve ai nostri utenti, però insomma è una guida per noi più che altro, che siamo lì a prendercene cura. Questo piccolo intervento che mi sono sentita appunto di fare su questo tema, per me è importante, non vuole dare prettamente delle risposte, ma vuole più che altro mettere in discussione e portare a farci delle domande, cioè come reputate poi il vostro ambiente di comunità? C'è qualcosa che vorreste cambiare? E a quale livello, oppure se ci sono dei livelli ancora in più, no? Che si potrebbe migliorare, cambiare. Forse è solo proprio attraverso l'unione, no? di tutte queste riflessioni, dei vari pensieri, ognuno nella sua realtà, perché io parto dalla mia esperienza, ma penso insomma che ogni comunità abbia la sua, sia in base all'utenza, in base all'equipe, insomma ci sono tantissime variabili che poi cambiano nel vivere un ambiente in un certo modo. Però solo attraverso farci delle domande su questo ambiente che potremo trovare delle nuove soluzioni. Grazie per l'attenzione. Grazie Selena per l'intervento, soprattutto per aver affrontato la tematica in modo articolato, insomma, come dire, il concetto di ambiente sia da un punto di vista materiale che simbolico, penso che sia proprio uno dei focus centrali del nostro lavoro. E lascerei la parola ai partecipanti, se c'è qualcuno, insomma, anche di qualche rappresentante di comunità che vuole intervenire, fare domande o anche qualche richiesta di approfondimento. Antonietta Fantasia, ha alzato la mano. Sì, buongiorno a tutti. Io lavoro presso Cadei Giovani, quindi noi accogliamo sia ragazzi che arrivano dal circuito del Ministero della Giustizia che minori stranieri non accompagnati, e nel corso di questa digressione sull'ambiente
ho riflettuto molto su quanto l'ambiente, le cose che i minori stranieri non accompagnati portano con sé sono davvero poche in alcuni casi, e quanto invece l'ambiente che trovano poi deve essere pronto ad accoglierli a tout court. Arrivano dei ragazzi che veramente non hanno neanche uno zaino con sé, con loro. E quindi è compito nostro, ecco, curare sempre, quasi rimanere in vigile attesa e avere sempre anche qualche cambio, soprattutto per le pronte accoglienze, cioè il fatto che nel momento in cui arrivano in comunità riescano ad avere sempre qualcosa di pronto già per loro, quasi che noi gli stiamo insomma aspettando, e quanto questo può cambiare anche la loro sensazione, le loro prospettive all'ingresso nelle comunità stesse. Molto interessante quello che dici, nel senso che per esempio questa è una realtà che io non ho a che fare, no? Però effettivamente loro non solo entrano in un ambiente che non è più casa loro, ma addirittura in uno stato, in una cultura, in una società che non gli appartiene e a cui devono, tra virgolette, adattarsi, no? E che quindi il fatto di avere qualcuno che ci pensa prima di loro gli dà già la partenza giusta, gli dà un posto che poi ancora di più loro non hanno, quindi credo sia davvero interessante. Grazie. Qualcun altro che vuole intervenire? Sì, volevo dire una cosa. Io sono Antonio della comunità Ca' Emiliani Minori, sono il coordinatore. Intanto grazie Serena, è stato un bellissimo intervento, ci fa crescere tutti perché credo che queste sono le basi per portare avanti un progetto di un minore o dei minori che abbiamo in comunità. Prendersi cura degli utenti credo sia la cosa più importante, e credo sia importante l'inizio, perché è lì che costruisci un po' il rapporto con loro. E credo che sia trasversale quando si dice, no, quando tu hai detto l'ambiente, bisogna, che cosa possiamo fare per migliorarlo, no? Ci sono secondo me tante cose da poter fare. E uno delle tante cose da poter fare è capire se noi abbiamo in mente questo, perché non tutti gli operatori, gli educatori partono dal basso. Non so se è chiaro. L'ambiente sembra una cosa un po' messa lì, come dire, c'hai la stanza, arrangiati, no? In realtà l'ambiente è, e siamo anche noi, perché dobbiamo curarli, dobbiamo seguirli e anche far vedere che anche se sbagliano, anche se fanno delle cose sbagliate all'interno della stanza stessa, non punirli, insomma, non metterli all'angolo. Ecco, questo volevo dire. Però voglio addentrarmi sul fatto che alcuni educatori fanno fatica a capire che la gestione delle stanze e di mettere a posto non è secondaria, cioè non deve essere secondaria. Ecco, questo volevo dire. Sì, sono d'accordo. La questione delle stanze poi, insomma, con gli adolescenti è già una difficoltà normalmente nelle comunità ancora di più.
penso che passo metà dei miei turni a mettere a posto le stanze, non nell'ottica del oh mio Dio che disordine, ma appunto nell'ottica del quando andrai a dormire troverai una stanza che ti accoglie, non una bomba che è appena esplosa. Certo, questo non può essere sempre fatto nello stesso modo, perché dipende da utente a utente. Ci sono utenti che hanno delle possibilità di poterlo fare da soli a livello fisico e cognitivo, ma che emotivamente, per esempio, può essere molto molto complesso, molto difficile prendersi cura di sé, soprattutto quando ci si è percepiti scarto per tutta una vita o le altre persone, no? Hanno fatto percepire scarto un ragazzino per tanto tempo. Quindi anche lì appunto la punizione, poi quello è un discorso ancora più ampio, però l'ambiente in cui loro si trovano a venire, in cui sono accolti, deve essere il più avvolgente possibile. Poi ci si può lavorare, si possono fare le cose insieme, non è che il letto te lo fai tu o non lo fa nessuno, magari un pezzo lo faccio io, un po' lo fai tu, poi anche questo dipende dall'organizzazione della comunità, perché insomma sappiamo tutti che alcuni hanno delle possibilità, altri diverse in base al numero di operatori per utenti, eccetera, eccetera. Però l'idea di base è quella di fargli passare che noi siamo lì per loro e quindi anche per le loro stanze, i loro ambienti, i loro oggetti. Tantissimi ragazzi perdono in giro cose anche davvero di valore come Switch piuttosto che dispositivi elettronici, no? Anche dell'ultima generazione. Ma l'importante è farglieli ritrovare integri, per esempio, oppure trovargli un posto che siamo noi o siano loro a doverceli mettere, gli oggetti nel posto, intendo. L'importante è che poi anche il loro oggetto che fa parte di loro, è un prolungamento di loro, perché i telefonini ultimamente anche a livello clinico sono un prolungamento di noi stessi, quindi il fatto di averlo integro porta a tutta una serie di vantaggi emotivi e insomma importanti. Grazie. Grazie. Invece volevo chiedere quanto sia presente all'interno dei gruppi di lavoro il concetto anche di lavoro con l'ambiente d'origine, che spesso è anche l'ambiente di ritorno, di rientro dei ragazzi. Perché a volte, come dire, nel predisporre magari anche progetti di tutela nei confronti per i ragazzi, insomma, anche rispetto magari a nuclei familiari problematici, si può incorrere, diciamo così, nel rischio di rendere la comunità come una sorta di nucleo di isolamento. So che voi, come altre comunità, insomma, lavorate anche con i nuclei d'origine, spesso accompagnando i ragazzi appunto in fase di rientro, lavorando appunto all'interno delle case, insomma, dei genitori, ecco. Chiedo magari anche un approfondimento su questo aspetto, perché penso possa essere importante, perché comunque la comunità è sempre un ambiente transitorio, ecco, nella vita dei ragazzi. Sì, su questo livello credo che le comunità non abbiano abbastanza presa, forse, no? Sull'ambiente di rientro o di origine comunque dei nostri utenti, nel senso che almeno nel nostro sistema sanitario è delegato ad altre figure, che possono essere l'assistente sociale piuttosto che il neuropsichiatra, insomma, ha le figure esterne che sono quelle poi che hanno mandato gli utenti da noi. C'è un lavoro sui rientri a casa, quindi questo aiuta sia a livello di incontri protetti in comunità, perché comunque l'ambiente appunto fa parte anche la madre, il padre, lo zio, insomma chiunque, no, si prenda cura dei ragazzi. Quindi anche il fatto di avere un contatto con loro o vederli interagire con gli utenti è importante per riuscire a aiutare sia l'utente che il genitore o chi che sia, insomma, a creare già un rapporto, no? Che possa essere migliore
in fase di rientro o in fase di, dipende poi, perché rientri ne ho visti pochi, però poco, forse sì, c'è un lavoro poco nell'ambiente di origine a livello proprio della costruzione della camera, di come farla, nel senso che ci è capitato di aiutare una mamma, un papà, insomma chi di dover proprio pensare che quell'utente doveva avere una camera per sé, perché quando è arrivato in comunità dormivano tutti insieme, semplicemente, ma non c'era proprio il pensiero, perché non c'era la visione del ragazzino diverso da sé o separato da sé. Questo è un lavoro che dovrebbe essere fatto molto molto di più in congiunzione tra i servizi sociali o chiunque insomma se ne occupi a livello esterno della comunità e la comunità stessa. Penso che possa essere una chiave di volta poi per il loro futuro, sempre appunto se rientrino, ma anche se non rientrano, nel senso che anche solo il fatto che a casa hanno una camera per loro, che ci vadano o non ci vadano, sanno che in quella casa c'è uno spazio di pensiero anche. Grazie. Qualcun altro che vuole intervenire? Sono presenti appunto anche tirocinanti, qualcuno che ha iniziato da poco, qualcun altro invece verso la fine del cammino. Magari possono darci anche uno sguardo, come dire, per certi versi esterno proprio sul concetto di ambiente. Assolutamente. Va bene, non vedo interventi. Qualcun altro che voglia eventualmente fare delle domande? Va bene, se non ci sono altre richieste di chiarimento, ringrazio Serena Zennaro per il bellissimo intervento, credo che sia ricco di stimoli e che lasci tante riflessioni positive, insomma, insomma, da applicare poi al nostro lavoro. E ringrazio tutti i partecipanti. Scusate, chiedevo Sì. se era possibile avere le slide, per favore. Sì, certo, va bene, non c'è problema. Gentilissima, grazie. Niente. Grazie ancora. Grazie a tutti voi dell'attenzione e insomma degli interventi. Grazie a tutti. Grazie, Grazie Serena. Grazie. Grazie. Buon A lavoro. presto, buon lavoro, grazie. Grazie, arrivederci.